nice and sheltered with mama's pretty stories, and you're all made up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. Come on in and listen, lost words you've been missing. On the fire you're bearing, the eye of the darkness, your light. So you were drawn to stories early on. My dreams would light up my imagination, and you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker I chased those frights away. You, so true. So here is a clue on how to remember. Visions they come true. Bend the lights with steel. Show me the champion of light. I'll show you the herald of darkness. Lost in the never-ending night. Diving deep to the surface. And all your stories of crime and chilling thrillers, of hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to run away. The story's the end, all a piece of true fiction. They mean endless in the face of creation. But there is more to it than meets the eye. I never meant for it to ruin my life that way. Who'd you say you lived a jaded life? Dark shades could never save the day. So sad, but true. Fighting the nightmares, tortured life, which a gift or a curse. A reality made of dreams. Show me the champion of light. I'll show you the herald of darkness. Lost in the never-ending night. Diving deep to the surface. He could write a new story like Tom Zane before him, and maybe they'd be happy once again. Just one shot, one more chance for him to save their marriage away from the city, a romantic getaway.
surrender to. Echo seems to seek out again and again until I figure it out to bring this song to its end. Oh, eccoci qua, amici del Fantazio. Dopo un mese e 2 giorni siamo tornati. Allora, visto che è stata una giornata un pochettino serena oggi e sono riuscito a liberarmi in tempo, ho detto anche per propiziare la sua vittoria ai Game Awards di stanotte, che seguiremo in live, quindi copertina già pronta. Ci si mette a calduccio stasera e si aspetta un attimino di capire qual è il gioco dell'anno. Allora, noi è un bel po' che manchiamo dal Fantazio. È passato un bel mesetto. Quindi noi, do cazzo eravamo arrivati? Che ci serve un mese di allenamento per prepararci alla battaglia finale. E abbiamo un bel po' di quest secondarie da fare. Quindi io innanzitutto partirei da questo dungeon dove siamo arrivati l'ultima volta ma non l'abbiamo fatto, non mi vorrei sbagliare. Mi sembra che l'avevamo lasciato così. Sì, è esplorato giusto un pochino. Ok. Ok, allora. Vediamo se abbiamo ancora la mano o ci siamo rammolliti col tempo. Io avevo sbloccato il passaggio qua. Sta cosa un po' me la ricordo. Ok, di qua c'è bisogno di trovare altro. Di qua. Oh, no, no, ragazzi, ragazze, fate buoni. Allora, vediamo come dobbiamo venire equipaggiati qua, dai. Cazzo. Allora, ragazzi, innanzitutto presentiamoci. Ottimo, ottimo. Allora, pugnazzi e luce. Mm, 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 mm. No, ci ho sperato. Ok, non si fanno un cippolo di minchia. Così la senti invece. Allora, lei c'ha la scordarella. Potrei io utilizzare i turni bonus. Allora, vediamo che se per caso mi entra questo. No, assolutamente no. Ottimo. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Mm, 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 mm.
No, facciamo così. Passa. Potenziamoci un attimo almeno. Tu non puoi fare attacchi. Tu hai le corna e tu non fai niente. Ok. Allora, a questo punto avanti e spaccatesta. Dai, meno ce ne togliamo uno da mezzo. Andiamo così. E beh. A questo punto possiamo anche dargliene un altro. Tanto non ricordi neanche le abilità, quindi perdi solo i turni. Perdonate, ma la tosse mi è un po' rimasta, quindi ogni tanto sarò costretto a mutarmi, eh. No, lei proprio non vuole farlo. Riesci a dargli l'ultima botta? Ok, ottimo. Allora, ci conviene curarci. Level up buono. Allora, ok, a questo punto abbiamo un po' di paralisi da curare. E a sto punto, Stroll, tanto visto che qua mi sei maestro, mi diventi grande pugile di nuovo. Fa niente che scende all'attacco di 20 punti, però almeno possiamo affrontare per bene gli scheletri. E lo facciamo con. Ok. Attacco e difesa. No, meglio così. Ok, andiamo così. Tu sei il principe e il principe così sta bene. Poi vediamo un po'. Tu per fare questo viandante magico di livello 10 più Eufa a rango 6, il che non sarebbe male. Tanto comunque ci prende punti maestria così, eh. E non è male come cosa. Allora, ok, penso che la squadra così possa andare bene. Allora, vediamo di qua cosa c'è. Eh no, è morto. L'uomo non respira più. Sul volto ha stampata una smorfia di dolore. Oh, no, fare il cretino. Ok, fatto. Ok, signori banditi. Fuoco e ghiaccio. Ok, la live sta andando correttamente. E a questo punto, perché no? Togliamoci prima il bandito da mezzo. No, aspetta. A questo punto facciamo così. Anche perché possiamo fare così. Minchia, è stato molto utile, è stato. Allora, vediamo di risparmiare un po' di punti.
Facciamo così. Ci mettiamo anche un po' in difesa, anche perché dovrebbero attaccare tutti lei. Uno è stordito. Ok. A questo punto possiamo continuare col fuoco. Mm, 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 mm. Vediamo così. Con questo resiste. Però dovrebbe buttarlo giù. Almeno. Un po' di energia. Penso che sia finito. Ok, meno male. Meno male, meno male. Un bel po' di cose, ottimo. Allora, a questo punto direi, qualunque oggetto abbiamo, ci miglioriamo il principe. Ok. Anche perché il principe come abilità, fulgore immacolato, su col morale, grido eroico e fendente regale. Ok, noi cerchiamo comunque di far salire il principe. Ok, aspetta. No, fermi. Fuoco e ghiaccio. Fuoco e ghiaccio. Fuoco e ghiaccio. Se è fuoco e ghiaccio, almeno mettiamo colpo gelido al principe. Qua no. Mm, 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 mm. No. Vabbè, lei fa fuoco e il principe fa ghiaccio. Va bene anche così. Oh, birichino, non fare il cretino. Ci ha provato, dai, è da apprezzare almeno per questo. Allora, cazzo quanti ne siete? Riusciamo a fare qualcosa? Mi scusi, a questo punto. Bello il dragone. E già così tutti vi prendete un bel po' di danno. Poi posso usare il ghiaccio contro uno. Posso usare Erpugnazzo contro di lui. Eh, Tu attirati i colpi. Che voi siete deboli al ghiaccio. Solo per uno non mi sembra il caso. E se a questo punto mi converrebbe fare così. E a questo punto ci togliamo da mezzo uno. Ok. Poi. Air Principe. Ok. Più l'ultimo attacco. E il primo ce lo siamo tolti da mezzo. L'altro è stordito, quindi non ci attaccherà. E prendiamo un bel po' di punti qui. Ma a sto punto basta che vai giù. Ok. A posto così. Un bel po' di punti. Ottimo.
Allora, salve. Mm, 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 mm. Ok, di qua mi sembra non ci fosse nessun passaggio segreto né altro, quindi possiamo continuare giù. Oh, c'è un altro signorotto a terra. Magari da qua si riesce. Ai ai ai. Allora, quindi noi qua siamo tornati indietro, però c'era anche l'altro passaggio con un baule. Sarà qua? E difatti era qua. Mica c'è un mimic. Spero di no. Oh no. Perché non mi faccio i fatti miei? Che vuoi tu, tesoro letale? Sei debole alla luce. Non c'ho niente di luce. Oppure... Allora, ci vuole qualcosa. Ci vuole qualcosa che comunque gli faccia del male col tempo. E non è questo. Noi al massimo possiamo fare la spada regale. So idea di fargli un po' di male così. Un po' di male l'ha fatto, dai. Allora, facciamo scendere la difesa. Dobbiamo resistere almeno un turno. Almeno uno soltanto. Hai cagato il cazzo. Ma proprio sempre per esempio. Oh, culo. Culo. Oh, culo. Ma no, ma non curare lui. Sì, certo, tua sorella. Allora, fuga. Possibile fuggire. Mm, 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 mm. Allora, iniziamo a... Stiamo a togliere lei.
Ok. Ok, ne ho approfittato per mandare anche un messaggio. Scusatemi, mi sono dimenticato di riattivare il microfono poi. Ok, dicevo comunque gli facciamo prendere tutto così mentre rispondevo qua ci abbiamo anche qualche seme da poter dare al principe. Anche perché di magni abbiamo al momento, quindi. E ne restano altri due. Ok. Dai, con l'ultimo almeno, l'ultimo regalino ci sta bene. Ok, ottimo. Tu resti con la tua classe. Noi per quanto possibile ci siamo comunque messi al meglio. A questo punto tutto al principe. Vai, principe, vai. È centrata giusto giusto quella che ci poteva servire. Quindi va bene. Come sintesi non abbiamo un'abilità luce. Questa ci vorrà ancora un po'. Allora, a questo punto tu sei al massimo. Prendi uno al paladino. Dove tu impareresti danza della purificazione al 10. Sì, 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 sì. Per poco. Allora, vediamo prima qua cosa c'è. Calzature nive. Scarpe bianche immacolate. Se purificate in chiesa risveglieranno il loro vero potere. Va bene. A questo punto c'è quest'altra cassa da prendere. Allora, adesso ce la giochiamo un attimino diversamente. E questo lo prendi. Allora, carica mascherata e danza macabra. Oddio, io la devo provare. Non ha sortito l'effetto desiderato, però va bene. Allora, ho iniziato ad abbassare un pochino la difesa così. Poi mi prendo io danno e ti devo far male così. Che se però è bello tosto, eh. Quindi fai poco e niente. Va bene. Suka. Ok, difesa ancora più bassa. A sto punto ci curiamo il principe, almeno così può usare le abilità. Però principe, lei mi vadi avanti e mi attacca così a pieno potere, eh? Da qua noi non ce ne usciamo. Ci alziamo tutti la difesa e vediamo di farti scendere un pochino le cose così. Dai ragazzi, vero che vi siete riposati un po' nell'ultimo periodo, però cazzarola. Porca la miseria. No, questa non ci voleva. Neanche questa ci voleva. Questa neanche. Questo è ingiusto. Questo è molto ingiusto.
Cioè, davvero questo non riesco a farlo. Mm, possibile fuggire. Proviamo la battaglia dall'inizio. Allora, con lei ci aumentiamo la difesa. Ok, facciamo la combo così. Difesa e abbassamento della difesa a te. Ok, allora, te fai un po' di cura. A questo punto tu comunque ti sei un pochino potenziato. Mm, 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 mm. Conviene di nuovo fare così e fargli male. No, dai, però, cazzarola. Sì, tua sorella. Allora. Allora, te curati. Passiamogli le difese. Dirottiamo gli attacchi su di noi. A questo punto è un po' impossibile, però posso fare uno e ti becchi il danno, più aumento della difesa a tutti. Questa è stata un po' cattiva, eh. Allora, vediamo un po' se riusciamo a risollevarci. Allora, se io faccio, se io faccio, alziamo te, ti lancio una bella cura. Per forza. Ci mettiamo comunque la difesa a 3, riusciamo a reggere un pochino di più e non è male. Allora, io direi di fare di nuovo difesa giù, cura e toglierei lei che gli dà un mezzo turno in più e sta cosa non va bene. Quindi farei proprio così, sperando che lo prende e farei un cambio. Sì, sì. Farei un cambio mettendo Vediamo un attimo lei. No, ho fatto grande errore. Beh, mo faccio il cambio opposto appena tocca a lei. Ok.
che così si prende un mezzo turno in più lui e mi guasta tutta la situazione. Vabbè, vabbè. Allora, ok, ti ringrazio perché sta cosa è molto utile. Allora, facciamo così. Tu ti alzi, tocca a te e mi prendi un altro turnicino. Ok. Te... No, ho passato. Porca la miseria. Calma, Vincenzo, ce la puoi fare. Ti abbasso la difesa. E hai fatto anche critico. Mi ci vuole per emergenza una cura a tutta la squadra. Quindi dobbiamo usare questo. Almeno così non perdiamo il turno. Fare col principe un altro attacco così. E con te, gruppo, tu resti e tu vieni cambiata. E tu tieni lì la difesa bassa il più possibile. Va bene. Un po' cattiva da parte tua sta cosa, però va bene. E quando ne sei convinto tu. Ok, 4,32. Una cura. Posso vedere di. Schippo il turno. Prendo un altro bonus. Fare un recarm. E recuperare un po' di energia. 300. Almeno mi dovresti reggere un altro turno. Rotto il cazzo? Rotto un po' i coglioni. Hai rotto tanto i coglioni. Quindi, principe. Principe, principe. Ottimo. Rotto il cazzo. Allora, rialziamo il principe. Principe che ha finito tutti i punti magia, eh. No, tu rifletti gli attacchi. Mi serve solo un turno che mi vada un attimino bene il tutto. E non è di certo così. Allora, medica. Mi fai restare il principe in vita per un turno. Non ti chiedo tanto. Mi sa che lo devo passare subito indietro. Ottimo così. Tipo, principe, mi torni indietro.
Principe poi a questo punto gli faccio fare una ressatina. Curetta a tutti. E ti inizio a far scendere un pochino la difesa. Ok. Va- Oddio, non è che va bene se mi blocchi l'healer, eh. Allora, tu, diciamo che il piano non è che sia andato per il meglio. Facciamo questa prova. Allora, e già va bene così. Tu, mm, mm, mm. Devo fare un po' di spese appena tornati in città, eh. Ok, tu resisti giustamente ai danni oscuri, però mi fai un po' di difesa a tutti. Va bene, lasciamo perdere. Sì, 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 fatti la barriera. Fai benissimo. Ottimo. Questo mi permette di fare un medica. A sto punto, facciamo così. Va mediamente bene, mettiamola così. E mi metto in guardia. Ok. Non curarlo. Non curarlo. Dacci tu. E facciamogliela scendere sempre di più. E faccio vedere qualche... A sto punto, perché no? Choose Magic e One. Ok, mo gli ho tolto il malus alla difesa? Ok. Sapete, noi non abbiamo punti magia. Posso al massimo fare così. Tu niente, eh? Allah. Sì, gli resetta comunque il tutto. Ok. Questa cosa è da tenere a mente. Ok. Il problema è che mi devo obbligatoriamente curare nel prossimo turno. Quindi sono costretto a fare così. Altrimenti c'è un enorme problema. Ok. Giustamente tu adesso c'è la protezione contro questi. Ecco qua. Almeno si toglie da mezzo sta cosa. Ok, finito? Ah, grazie mille. Allora, dai che è quasi morto. Dai, buttiamolo giù. Siete in difesa.
Difesa che scende giù. Almeno vediamo di fargli quanto più male possibile. Dai, dai, manca giusto qualche colpo, dai. Suka. Va benissimo. Va benissimo. Perché tu così a questo punto mi abbassi la difesa e l'abbiamo fatto fuori. Madonna mia, era una boss fight. Ok. Minchia, ci deve essere il tesoro della vita qua dentro. Monocolo di Tektite. Un occhiale che permette a chi lo indossa di percepire la magia dell'oscurità. Aumenta di molto l'illusione contro l'oscurità. Questo è buono. Allora, si fa cura grossa. Qualche oggetto per i punti magia. Questo è un po' un problema. Ne devo utilizzare uno di questi. Che se non mi sbaglio ho fatto il pasto, eh. Allora, c'ho un po' di 100 PM a tutti. Però io avevo fatto pane magico. Uno ero riuscito a farlo, quindi a questo punto allora, noi esploriamo con calma, calma e tranquillità. Allora, qui c'è un passaggio. Almeno lo shortino per tornare indietro ce lo siamo fatti. Quindi ci sarebbe da andare di qua a questo punto. Sì, che io stavo venendo dall'altro lato. Scheletri. Suka. Quanti ne siete? Culo. Siete un bel po'. Allora, andiamo avanti e iniziamo a fare così. Più. No, mi sono tolto le fiamme. Porca la puttana. Via via, ragazzi. Torniamo un attimo indietro. Torniamo un attimo indietro. Allora, mettiamoci il fuoco a questo punto. E così già siamo messi bene. Io l'aggiunta che farei è così. Come si chiamava l'abilità lì? No. Formazione di riparo, eccola qua. Sposta tutti gli alleati nelle retrovie e aumenta di 3. Ok, almeno così la posso richiamare anche con lui. Poco di qua ce l'abbiamo, però a questo punto facciamo tornare anche al principe un attacco di fuoco che male non fa. Colpo fiammeggiante. Ci piace così. Allora, mi dai le spalle per piacere. Mi dai le spalle per piacere. Luca, ecco qua.
Allora, facciamo 1. Facciamo 2. Ah, questo è già in automatico, è quello che lo fa a tutti, ok. Allora non sono deboli al fuoco. Loro sono quelli deboli al pugno. Gruppo. A questo punto, se dobbiamo fare male, -1. Tutti attaccano te, ma non penso o spero arriviamo a quel punto lì. Allora, possiamo fare nessun danno e questi sono singoli. Ok, ok. Eh no, tu devi morire ad esempio adesso. Ok, tu vai fuori. Tu resti in pausa. Anche perché lui ce l'ha a tutti i nemici, quindi è ottimo contro gli scheletri così. Ecco qua, a posto. Pulito pulito. Perché così sale un po' e ci prende la maestria. Anzi, a questo punto, visto che comunque là vedo altri scheletri, Basilio, è arrivato il tuo momento di gloria. 34.200 e tu devi essere a rango 6. Ok, però così... Sì, innanzitutto mi prendi la maestria. Eh, frenesia è buona. Ti facciamo così. Tanto lui li prenderà normalmente. Principe, a 9 mi impara su col morale. Questo è buono. Così recuperiamo un po' anche di punti magia. Ok, livello 7. Allora, c'è una leva dall'altro lato, c'è una leva anche dall'altro lato di qua. Scusatemi, troppo la tosse non ne vuole sapere di andarsene. Allora, noi possiamo tornare solo indietro di qua e dovremmo scendere dall'alto. Allora, c'è qualche passaggio dietro che non ho visto. Sì, c'è tutto quest'altro lato. Ok, scheletri, ottimo. Ok, perché riusciamo a... Oddio, aspetta. Cioè, di ciucciare un pochino di punti magia. Aspettate, aspettate. Fermi, fermi tutti, fermi tutti. Fermi tutti. A questo punto già dovevo averla sbloccata. Ciuccia magia, eccola qua. Ok. Allora, e voi vi fate già un pochino male. Io ciuccio un po' di punti magia. Vabbè, meglio di niente. Tu mi vai in difesa. Sbagliatissimo. E svegliatissimo più che altro. Va bene. Ciucciamo un altro po' di magia. Sì, che devo fare questo qua.
E devo fare il cambio fisso nel party. Vabbè, tu curati un attimo. Stai un attimino fermo. Tu ciucci, ciucci un pochino. Il pugile mi è morto. Allora, facciamo subito sto cambio. Quindi ce n'è un altro là. A questo punto facciamo gruppo. Facciamo 1 e 2. Ok. No. Cazzo. No, 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 no. Fermo. Sì, sì, sì. Sì, 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 certo. No, ma assolutamente. No, ma ci mancherebbe altro. Avete fatto? Arrivederci. No, porca miseria, non ho evitato a te. Sì, sì, sì. No, sì, 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 certo. Certo. No, 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 ma assolutamente. Sembra giusto. Oh, non se lo prende. Allora, io intanto ciuccio magia. Che male non fa. Poi vado avanti. Pugnetto 1. Vado avanti. Attacco tutti. Meno 1. Difesa. Ciuccio magia. E pugno a lui. Ok. Ecco qua. Adesso sì. Ok, 18 e 22. C'è un altro po', dai. Un po' di cure. Ok, allora. È con voi. È con voi. Penso che riesca a fare la stessa cosa. Mi ciuccio un po' di magia. Tu inizi ad andare qua. Tu vai davanti. Bello attacco a tutti. Mm, almeno meglio di niente. Sono l'unica cosa fattibile è questa. Questa e questa. Ok. Meno così ce li siamo tolti tutti dei piedi. Ok. Allora, chi è tornato dietro? Aspetta, tu sei luce. Aspetta che tu sei luce. Beh, lui luce già ce l'ha di base, quindi. Ok, vediamo un po' che riusciamo a fare. Si è mossa proprio per tutto il tempo, come volevasi dimostrare. Ottimo. Peccato che le si è tolta la confusione.
Posso prendere un altro mezzo turno da qua. Se va, va. Minchia, è andata anche benissimo. Alito di Belzebù. Sì, 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 certo. Eh, che fai? Te ne privi? Frenesia, ottimo. Forza aumentata di 3. Buono, buono. Quindi a questo punto oggetti. Allora, tu vai al 9. Almeno possiamo vedere un attimino di recuperare qualcosina col tempo. Mi fai anche tu un livello. Gesta del paladino. Ripristina una quantità media di PS all'utilizzatore e ne rimuove i malus. Non male e ce la fa tornare anche un attimino più in maniera più tranquilla. Ok, va benissimo. L'ingetto di livello 10, perché no? Arte del cambiamento. Annulla un attacco tagliente, perforante o contundente diretto all'utilizzatore. Ok. Io avevo visto però un passaggio qua, se non mi sbaglio. Allora, no, mi era sembrato male allora. Ok. Allora, noi possiamo comunque andare di qua. Scheletri? Sì. Niente ragazzi, scusatemi, ma è un bordello. Allora, faccio magia. Facciamo attacchino normale. Vieni tu. Cazzo, 52 punti magia. Pugnetto schiacciante e via. Ok. E questa cosa è buona. Poi ce n'è un altro. Ok. Cazzo, voi siete anche in tanti, eh? Morbidiamo un pochino tutti, in modo tale che quando arriva lui, proviamo questa qua. Fa una bella pulizia, non c'è che dire. A questo punto facciamo così. Ecco qua. Minchia, però lui così se li mangia letteralmente i punti magia. Ok. Allora, un punto ad agilità ed un punto alla resistenza, anche perché iniziano a fare comunque male. Ah, c'è un Giangiangelo. Ah, aspetta, aspetta, tu sei quello debole al fuoco, fermati. Fermati un attimino. Fermati just a second. Ok. Il principe? No, aspetta che sono in alto, eccolo qua.
Ok. Anche perché siete un bel po'. E a sto punto... No, questo però è singolo. No, non mi conviene. Mi conviene così. Ok, comunque sono tre deboli. Ok. Ottimo. Ottimo. Meglio fare questo e ce ne abbassiamo un altro. Anche perché a questo adesso ci pensi tu. Di conseguenza... A posto. Lei pulisce tutto. Ottimo così. Il problema resterà sempre i punti magia, ma ci sta giustamente. Ok, altre foglie luminose. Ok, allora dobbiamo continuare di qua. Tanti morti. Nessuno di loro respira. Che si siano procurati quelle ferite tentando di resistere con la forza? C'è qualcosa qua in mezzo. Ok. Devi fare lo scherzetto, eh? Ok. Preferisco passare il turno. Facciamo un po' così. Facciamo un po' così. E facciamo un po' così. Ok, 18 e 33. Allora, passaggi non c'è niente. Di qua c'è Oddio, un altro di quelli. Allora, aspetta, facciamo così. Andiamo prima qua. E qui guanti del Santurione. Guanti benedetti con la protezione di un virtuoso santone. Forza più 4, magia più 4. Previene l'anatema. Tu sei finto. Tu sei finto. Tu sei finto. Lo sapevo. Io da qua, giustamente, non me ne posso andare. Allora, quindi mi conviene. Da dietro. Stiamo a fare così. Siamo a farci un più 3 alla difesa. Sbagliato di nuovo il pulsante. Porca la puttana. Proclamazione. A questo punto inizio a farti un pochino male. Per quanto possibile. Allora, poi ti posso iniziare a far scendere la difesa. E quel critico centrato benissimo. Tolgo te. Proviamo con te. Magari comunque gli fai più male.
Facciamo così. Sucato. Facciamo altri danni così. Difesa che va giù. Allora, tu potresti iniziare a caricarti il colpo. Tu mi vai in difesa così magari se non mi prendi un po' di malia sarebbe molto utile. Va bene. Va bene. Ok, un po' di turni in più. Ottimo. Allora, difesa abbassata ancora. Tu mi inizi ad andare un pochino giù. Tu mi fai una bella cura grossa per tutti. Ok. Me ne inizi a prendere un po' di danno serio pure tu. Aspetta. Con te altrimenti è un peccato poi. Sono 611. No, questa non va bene. Allora, cura. Principe. Principe, mi facci il bravo, su. Tutti dietro. Niente, la tosse non se ne vuole andare oggi. Ok. Mamma mia. Siamo uno meglio dell'altro, eh. Sente solo per lei. Allora, per ottimizzare, no, devo per forza sbloccare il principe e di conseguenza fare attacchi luce. Allora, mettiti in difesa. Principe si è ripreso? No. Tu mettiti in difesa. Oh, ok, almeno lui già è guarito e già questa è una cosa buona. Principe, principe non vuole guarire. Mi va in guardia. A questo punto preferisco fare così e togliergli la protezione. Poi lì se la rimette perché è un pezzo di merda. No, allora devo sperare che gli passi e poi poterla fare così. Nel frattempo, guarda, vabbè, fatto enorme cazzata. Difatti, difatti.
Infatti, grossa cazzata. Ok, ok. A sto punto io mi rialzo lei. Cazzo, l'unica che non dovevi infettare. Ok, no, proprio questa no. Allora, porca la miseria, se so una rottura di coglioni. No, mi serve. Le deve passare normale. Cioè, veramente non c'ho alternative. Lui ha finito i punti magia. Vabbè, oltre il danno la beffa. Dai. Vabbè che è persa. Meno vedo di tornare all'ingresso e salvare. Dai. Anche perché è pure un buon posto per farmare qualche punticino d'esperienza, eh. Quindi non è male come posto. Anche perché ho farmato relativamente poco, eh. Allora, dai, fai come prima. Allora, a questo punto ci apriamo il passaggio qui, così abbiamo un altro shortino. Quindi da scendere e poi andando di qua. Ok, a questo punto facciamo il filo di Arianna. Meno così torniamo all'ingresso e vediamo un attimino di salvare. Allora, ecco qua. Non siamo riusciti a completare il dungeon, anche perché è abbastanza impegnativo, ma nel modo giusto. E mi ha detto anche mio fratello che andando più avanti diventa ancora più impegnativo. Quindi molto, molto bene. Allora, io risalvo sempre 2 volte per sicurezza, che non si sa mai. Allora, io stacco e vedo un attimino come far andare il programma stasera. Penso porteremo l'inizio di Indiana Jones e aspetteremo con Marvel un pochino l'inizio dei Game Awards. Quindi al momento forse riusciamo a fare anche le live di nuovo nel pomeriggio. Ragazzi, buona cena a tutti. Penso tra una mezz'oretta al massimo pubblico pure i calendari. Quindi se qualcosa aggiornatevi tramite i social. Buona cena.